Ma invece vogliamo cominciare da un'altra rubrica di Cuore di Marca, un altro servizio di Cuore di Marca che vi racconterà un carro funebre che sta per attraversare il Sahara occidentale. Perché? Scopriamolo insieme. È partito da quando mi hanno chiamato da qua per dirmi che mio papà stava male. Ok, io ero qua e io sono corso in Senegal. Quando sono arrivato, che ho trovato i miei fratelli che facevano a turno da portaflevo. Non c'era neanche un portaflevo. Fu proprio l'esperienza personale di Mustafa a dare vita, a partire dal 2019, ad una serie di progetti di supporto all'ospedale e alla città di Saint Louis, in Senegal. Prima di tutto con attrezzatura sanitaria e oggi con il progetto Treviso Dar, che ha coinvolto anche Francesca e ha raggiunto l'obiettivo di consegnare alla comunità un carro funebre. Il progetto nasce da una necessità, ovvero il mio amico Tafa, già negli anni passati ha portato alla sua città, Saint Louis, in Wolof Ndar Gweji, un mammografo, un ecografo, 100 letti di ospedale e molte altre attrezzature mediche proprio per l'ospedale della sua città. E quando è morto suo papà si è reso conto che non ci sono carri funebri nella sua città e addirittura lui, assieme alla sua famiglia, quando è morto suo padre, hanno dovuto trasportare la salma a spalla per 5 chilometri e da lì, quando è tornato, appunto ha iniziato a pensare: come faccio a risolvere questa cosa? Il mezzo usato donato all'associazione partirà da Treviso il 19 gennaio. L'obiettivo è chiaramente quello di essere usato a titolo gratuito per la cittadinanza. Io vorrei che le cose che faccio abbiano un impatto sul popolo che ne ha bisogno, ok? Infatti l'ambulanza, quando l'ho portato, io ho detto al primario che l'ambulanza va usato per i cittadini, nel senso che è a titolo gratuito. Per il carro funebre, siccome è proprio la città che ha fatto questa richiesta, tramite un'associazione che io conosco bene, che abbiamo formato noi, abbiamo deciso che i 2 carri funebri lo diamo a loro. Ed è l'associazione che si occuperà di fare manutenzione si occuperà di darlo a titolo gratuito a chiunque abbia un lutto. Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è il supporto di tutte le realtà che hanno contribuito, tra queste anche L'azienda si chiama GS di Belluno, che ci ha regalato proprio un carro funebre, perché è un carro funebre che costava tanto, perché veramente hanno fatto una cosa che ci ha lasciato di stucchi. Questa è una. La seconda è il gruppo Lì Alcuni. Tuttavia è in corso ancora in questi giorni una raccolta fondi per la miglior riuscita del viaggio. Stiamo facendo una raccolta fondi perché abbiamo appunto ottenuto il sostegno di alcune aziende, però insomma ci mancano ancora delle risorse per fare il viaggio. Ecco. E quindi aiuta Treviso Ndar a donare un carro funebre e si trova su GoFundMe. E se, come dice Mustafa, i problemi vanno risolti uno alla volta, all'orizzonte non mancano i prossimi obiettivi. Prima di questo c'era il problema dell'incubatrice. I bambini che nascono con problemi sono evacuati a 170 km e poi c'è anche una cosa che veramente la città me l'ha chiesto, una radio per poter informare i cittadini. Questo potrebbe essere un obiettivo nostro dopo le incubatrici.